Eccoci qua mister, passo falso in casa del Mestre, non succedeva da un po', lascerei a lei un po' una breve analisi di come è andata questa partita, questo incontro. Dopo il gol di Marcandella c'è stata un'altra occasione importante di Davide dove potevamo mettere, dove potevamo creare i presupposti, perché sul 2-0 sicuramente sarebbe stata una partita diversa, avremmo costretto l'avversario a fare un altro tipo di partita e invece su una palla inattiva hanno trovato il pari e poi su un errore nostro nella gestione del pallone una transizione che abbiamo pagato caro. Ecco. Al di là degli errori, che cosa non ti è piaciuto della tua squadra? Della mia squadra niente. Quindi poi non lo dico nel senso che i ragazzi come atteggiamento e come impegno e attenzione hanno dato il massimo. Sicuramente se non siamo riusciti a raggiungere, a fare dei punti, insomma l'unico che magari deve capire come migliorare, come fare le cose meglio sono io, non lo dico con ipocrisia, però penso che i ragazzi abbiano veramente fatto una partita sotto tutti i punti di vista ottima. Siamo stati puniti secondo me in modo eccessivo, perché al netto della palla inattiva e della transizione non ricordo tiri in porta della Luparense, e quindi però non è neanche questo sufficiente nell'analisi, perché comunque quando si perde bisogna analizzare bene, anche quando si vince, quindi c'è da metterci la testa e sicuramente lo devo fare io, ecco, perché ripeto, per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi a livello di spirito, atteggiamento, non si può dire niente.